Quanto hai aspettato questo giorno? Quali sono le tue aspettative? Allora, io questo giorno l'ho aspettato da quando sono uscite le date praticamente e sono molto emozionata. Io le mie aspettative sono molto alte, infatti volevo finire sotto al parco e fra poco ci arriverò e quindi ho aspettative parecchio alte. Ho grandi aspettative, sinceramente sono molto contenta. Aspetto questo momento da dicembre, più o meno da quando sono usciti i biglietti. Abbiamo scelto insieme di comprarli, poi sono giunti anche altri amici. Non vedo l'ora che inizi il concerto. Io è dall'ultimo concerto che ho visto di Franco nel 2022 che aspetto questo momento e sto fremendo da settimane che veramente non ce la faccio, è assurdo. E io circa dal 2017, però prima non sono potuta andare, però è dal 2017 quando diciamo ho iniziato ad ascoltarlo che vorrei andarci ed eccomi qua. Franco considera che è il primo concerto che vengo qui alla Villa Bellini che ascolto, appunto ho detto vabbè vado solo in quello di Franco perché gli altri a parte che vabbè li avevo ascoltati, però Franchino è Franchino. Tu che pensi? Sì, no, veramente. Franco poi è un ragazzone chill, cioè le sue canzoni sono delle belle vibes, quindi comunque è questo. Belle vibes, ma penso anche tante lacrime. Sì, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Per oggi. Le aspettative sono alte perché lo ascoltiamo da anni. Da sempre. Da sempre. Sì, sì. Aspettative alte. Anche secondo me sarà un bel concerto, dai. Sì, assolutamente, cioè, si aspetta comunque da un bel po' di tempo questo concerto e ci si aspetta tanto, ovviamente. Sì, sì, e tante aspettative molto alte. La pensiamo allo stesso modo. Allora, io ho preso il biglietto oggi, proprio all'ultimo minuto, quindi aspettative, vabbè, alta, da 1 a 10, 8, 9, perché è un cantante che ascolto da tantissimo tempo, quindi spero bene. Io l'ho preso già da un botto il biglietto, lo ascolto anche da tanto tempo, spero alta sinceramente. La folla è quella che è, però spero sinceramente, infatti meglio così ci godiamo di più. No, io ho ricevuto il biglietto come regalo di compleanno, però grande sostenitrice di Franco, quindi aspettative altissime. La canzone che aspettate più delle altre, la preferita? Nuvole di Drago. Io ieri l'altro. Io uguale? Bella domanda. Forse Bioschi. Ma sicuramente le canzoni del nuovo album, Pensieri scacciapensieri, Nottetempo, oppure anche Stanza Singolo, la prima canzone che ho conosciuto, Blue Jeans, sono tutte un po', le aspetto un po' tutte, sono legata. No, io forse sarà scontato, però Brioschi secondo me. Allora, la mia preferita è Maledetto Tempo e quindi aspetto questa canzone, non vedo l'ora. Sicuramente Maledetto Tempo, perché mi emoziona sempre quando l'ascolto. Io ho futuri possibili perché a breve parto per l'Erasmus, quindi mi sto immedesimando in quello che dice. E tu, Giulia? Io Parole crociate, la prima canzone che ho ascoltato in assoluto di Franco, quindi ricordi. Io Nottetempo perché è una delle canzoni che ho ascoltato di più da quando è uscito l'album. Parlando invece di futuri possibili, c'è magari un futuro nello specifico che tu ti auguri e che effettivamente è quello che magari adesso non hai ma che vorresti in un'altra vita? Allora, prendendo l'ultima parte della canzone, io mi ci sono rivista molto. Io spero comunque di trovare la mia via, il mio futuro. Io non voglio che sia un futuro possibile, ma che sia un futuro che posso realizzare. Oh, bella domanda. Spero di essere ancora vivo, non lo so. Non ti saprei dire. Non so, magari a vivere all'estero con qualche gattino in casa, possibilmente sempre vivere come sto facendo ora, qualsiasi opportunità la prendo, mi vivo la vita, ecco, faccio quello che posso. Nel mondo non ci sono molte cose belle in questo momento, quindi mi aspetto che migliori. Poi abbiamo una bella generazione, parlo perlomeno dei nostri coetanei, mi aspetto belle cose da noi principalmente, quindi parlo in modo generico. Poi personalmente spero di raggiungere determinati obiettivi che mi sono prestata. Anch'io punterei a sperare nella nostra generazione per qualcosa di nuovo più che altro, perché ci sono tante cose che vanno male. Sicuramente che qualunque cosa accada io sia soddisfatto di quello che mi capita.
Sì, anch'io, trovare il mio posto nel mondo, essere soddisfatta anche a livello lavorativo magari e personale, e anche che l'Erasmus vada bene. Allora, di sicuro di trovare la serenità, di non avere né pentimenti né nulla, di essere soddisfatta di tutto quello che abbia fatto nella vita, sia in ambito lavorativo che relazionale, tutto. Trovare la mia strada e non avere rimpianti. Io serenità e tranquillità. Allora, realizzazione delle mie ambizioni, tranquillità con me stessa e penso andare fuori, andare via da Catania. Vabbè, io condivido con l'ultimo punto, andare via da Catania, quindi anche equivale felicità, cioè proprio è correlato.